Diva FM presenta Made in Polesine, la rubrica settimanale che racconta le eccellenze del Polesine. In studio Leandro Maggi e Davide Stefanelli. Pronti? Siamo pronti? Ma certo che siamo pronti! Sì, per iniziare come sempre una nuova puntata di Made in Polesine. Io, Davide Stefanelli. Leandro Maggi. Ancora buongiorno e benvenuti. Buongiorno a tutti voi, cari ascoltatori, ascoltatrice. Ciccio. Naturalmente ascoltatori e ascoltatrici di Radio Diva, Radio Colbe e Made in Polesine Web TV. E tutti quelli che si vogliono bene. Questi sono i nostri media che tutte le settimane appunto ci trasmettono. Allora, vai. Vado subito con i titoli. Subito perché, come se piovesse. Perché anche questa settimana la puntata è ghiotta. E pregna. H3. È un'altra cosa quella. Allora, primo titolo, DPCM come se piovesse. Poi a Rovigo, me intrigo. Di solito era non mi intrigo. Ma invece questa volta me intrigo. Poi vaccini sì o no? Altro titolo, sanità in Polesine. E poi ultimo, ma non ultimo, Natale 2020. Vedi? Ok. Questi sono i titoli di oggi. Tra poco iniziamo la nuova puntata di Made in Polesine. Questi sono i nostri titoli che abbiamo appena letto praticamente e adesso siamo pronti a partire con la puntata di oggi. Allora, primo titolo, DPCM come se piovesse. Perché oramai quando arrivano... Ormai siamo al 400.000esimo DPCM e diciamo che è il DPCM delle feste, perché ci sono ancora tutte le varie restrizioni determinate da questa pandemia che tanta soddisfazione non ci sta dando. Non ci sta dando, giustamente. Allora, che dire, c'è il problema con la scuola, c'è il problema dei viaggi, c'è il problema dello sci. Per esempio, c'era una vignetta di pericoli che secondo me è abbastanza emblematica. Tutti abbiamo detto a Natale, ma che rottura di maroni, andare a fare le feste con i parenti. Adesso perché non si possono fare le feste con i parenti? Adesso che gli hai dato farlo, tutti vorrebbero andare. Esatto. E poi dopo anche lo sci è una delle cose determinanti in questo momento. Capiamo che chi ha attività per quanto riguarda lo sci saranno sicuramente penalizzati, però caspita, siamo in emergenza tutti, allora tutti quelli che hanno i ristoranti, Sì, è più un problema naturalmente in Natale e Capodanno, che molto probabilmente non si farà, proprio per i gestori, per coloro che hanno l'attività, hanno il ristorante, hanno il bar e hanno comunque... Certamente, però... non tanto per chi non riesce ad andare via o andare a fare un po' di baldoria l'ultimo dell'anno. È vero, sì, che insomma, mancando questa opportunità, insomma, è un'occasione, sì, per chi magari non dico esce una volta all'anno, ma però non ha molte chance, insomma, ecco, di fare un po' di baldoria. Guarda, il famoso festone non esiste più. Sì. Ormai poi chi esce solo una volta all'anno penso siano veramente pochissimi, quindi diciamo che questo fascino, questa leggenda dell'ultimo dell'anno, del Natale, è abbastanza superata. Però a parte questo, ritorniamo a un discorso che lo stiamo facendo da quando è cominciata questa pandemia qua. Se per esempio si assicurassero lo stesso dei ristori oppure non si pagassero le tasse eccetera, ricordiamo che noi che siamo in zona gialla abbiamo dovuto pagarci l'IVA, abbiamo dovuto pagarci l'anticipo di novembre in un momento che non sappiamo neanche cosa prenderemo poi nel 2021 e cosa abbiamo preso nel 2020, quindi questo qua fa parte un pochino della schizofrenia di questo periodo. Chi siamo noi per dirle, per farlo? Ma certo, però insomma, comunque è giusto sottolineare queste cose. Sì, esatto, il DPCM vabbè ci stanno se il problema e l'emergenza c'è, se effettivamente ieri o l'altro ieri ci sono stati quasi 800 morti, quindi non è che ne siamo venuti fuori dalla pandemia. Sì. Ed è dimostrato anche che stare a casa o muoversi un po' meno e seguire un pochino di diktat sanitari un pochino aiuta e le cose si stanno tranquillizzando un pochino. C'era un articolo sul Corriere della Sera che diceva un virologo epidemiologista, come si dice più o meno così, che probabilmente il 7 gennaio ci sarà l'RT a zero. Sappiamo l'RT che è quel parametro che fa vedere quante persone possono essere infettate e poi anche morire. Quindi fare le cose così ci stanno, però se tu Stato mi chiedi con un DPCM che mi arriva tra qua
sulla coppa, sul groppone, come sul groppone, sul groppone, ogni 2 giorni vi viene ribaltato quello che il giorno prima e non mi dai magari la possibilità anche di guardarlo con serenità questo momento, vuol dire che c'è qualcosa che non va. Quindi per esempio aver fatto pagare le tasse in questo periodo, specialmente a chi era in zona gialla, visto che siamo in Veneto, per me è stata una cosa sbagliatissima, ma chi siamo noi? Insomma, dai. No, è vero, il tuo ragionamento non fa una piega, veramente, esatto, giustissimo. Condivido pienamente la cosa. Dopo, solidarietà sicuramente per chi ha alberghi in montagna, solidarietà per chi fa gli istruttori di sci, solidarietà per i ragazzi che fanno la stagione, eccetera, eccetera. Però ogni volta si dimentica una categoria che ha 400.000 persone al suo attivo, che è il mondo dello spettacolo, che sembra proprio che questo non esista. Chi suona, chi fa service, chi fa spettacoli, chi fa teatro, eccetera, sono quelli, secondo me, che da marzo sono i più penalizzati. Esatto, sì. Ecco. Allora, e ristori non ne stanno arrivando. No, assolutamente no. Ecco. Assolutamente no. Vabbè. Allora, abbiamo così concluso il nostro primo argomento di oggi. Tra pochissimo, per continuare come sempre, Made in Polesine. Quindi, se volete fare un DPCM, prima magari pensate anche come farlo superare in maniera non come si dice, indolore. Una cosa impossibile. Vabbè. Dai, ci sentiamo tra poco. Rientrati e siamo pronti per continuare la puntata di oggi di Made in Polesine. Adesso secondo titolo: a Rovigo m'intrigo. Allora, perché? Mezzo dialetto, dai. Sulla classifica della qualità della vita elaborata da Italia Oggi, siamo al 21° posto assoluto in Italia su non so quanti comuni, su tanti comuni. Sono tanti comunque i comuni. Quindi, ed è una buona notizia. Però c'è un però. Però c'è un però, c'è un quel. No, c'è un però che io sono stato 2 domeniche filate a Rovigo, nel centro. Effettivamente mi sembra di essere, sai, in quelle città del Texas dove gira anche la paglia. Sì. No, non c'era nessuno, cioè proprio decisamente c'era nessuno. E non si poteva neanche dire che era dirottata la gente alla fattoria o nei centri commerciali, perché i centri commerciali sono chiusi. Allora, perché? Perché non c'ha appeal il nostro capoluogo? No, primo non lo so. Sì. Primo non lo so perché non c'ha appeal. Però effettivamente chi visita il nostro capoluogo vede veramente poco movimento. A prescindere da questo, ci fa naturalmente piacere che sia al 21° posto. Tra l'altro, rispetto all'anno scorso è cresciuta di 21 posizioni. Per quanto riguarda la tranquillità, sicuramente tranquilla. E quindi vale più un paese tranquillo o vale più un paese frenetico che gira movimento e altro? Questa qua è una domanda che vi lasciamo a voi, decidete voi. Mi sto domandando se Rovigo è al 21° posto adesso, magari le ultime posizioni, adesso non so in graduatoria quanti sono i comuni, comunque sono tanti i comuni, se noi siamo già al 21° posto, quindi siamo in ottima posizione praticamente. Se da noi la situazione è questa, cioè pensati di là, volevo perché sapere dopo, come può essere. Sì, la qualità della vita è sull'inquinamento, è sullo star bene, la sicurezza, eccetera. Tra l'altro, come sempre, in questi sondaggi i paesi del sud sono quelli che sono in ultimi in classifica. Sì. Ricordiamo che nel Veneto tra i primi 50 posti ce ne sono 7 veneti, quindi questo è un buon segno, vuol dire che la qualità della nostra vita è abbastanza buona. Ma in ogni caso, ripeto, effettivamente Rovigo, per chi la vive, chi la va a vedere, eccetera, è una città che ha veramente poco appeal. Cosa fare per avere più appeal? Non lo so. Tra l'altro c'era una bella mostra che portava tanta gente, l'hanno chiusa perché i musei sono chiusi. Altra cosa che si potrebbe parlarne per ore. Però comunque questa è una buona notizia, mettiamola via così. Faccio un ultimo inciso. Dai. Allora, se chiudete i musei perché avete paura del sovraffollamento, che la gente si trovi tutti, faccia assembramento, a parte che probabilmente non andate a vedere i musei perché è difficile trovare assembramento nei musei. Sì, neanche prima che ci sia stata la fila fuori. Ma però, poi perché non ne parlate mai di quello che è successo dopo la morte di Maradona a Napoli, che secondo me è una delle cose più scandalose che possono esistere, e lì nessuno ha gridato allo scandalo per l'assembramento. E questa è un'altra storia.
Vabbè, noi l'abbiamo detto, Poi, no, insomma, perché sì. io sono rimasto basito che se ne sia parlato poco, cioè non c'è stata un'alzata di scudi per dire ma c'è una migliaia di persone, tra l'altro tutte senza mascherina, molte con senza mascherina, eccetera. Cioè, assembramento più di così, vabbè, ma questa è un'altra storia. Più di così non si può. Più di così non si può, veramente. Di così non si può. Bene, dai. Allora abbiamo così esaurito anche il nostro secondo argomento di oggi. Tra pochissimo ancora qui per continuare Made in Polesine. Sempre noi, quelli di Made in Polesine, come sempre tutte le settimane su Radio Diva FM, Radio Colbe Rovigo, Made in Polesine Web TV e lo ricordo tutte le settimane perché è giusto che sia così, tanto per non creare confusione. Allora, il giovedì la prima messa in onda, quindi la diretta di Made in Polesine, poi durante il fine settimana le varie repliche sia su Radio Diva e anche su Radio Colbe. Quindi se ascoltate magari il fine settimana che magari ci si è detto qualcosa che riguarda il venerdì, sappiate insomma che era una replica. Vabbè, ok. Dai, allora, vaccini sì o no? Questo è il nostro titolo. Allora, c'è un titolo che appunto dell'altro giorno penso sul Gazzettino c'è scritto: entro il primo trimestre del 2021 finalmente arrivano i vaccini. Sappiamo che ce ne sono praticamente 2 già pronti, che sono quelli della quella ditta che fa anche il Viagra, che tu conosci benissimo. Sì. Conosciamo. E quella di Moderna. Dai. Allora, perché ne parliamo? Perché tra l'altro sappiamo che le modalità per quanto riguarda la Pfizer, come si chiama sta ditta qua? Io ho provato a glissare dicendo quella del Viagra, ma la Pfizer, non lo so, quella lì, poi il nome della ditta proprio, io sono anche dislessico, sì. Ma anche. No, dai, a parte gli scherzi, questo è un argomento serio. Sì, praticamente perché ne parliamo? Perché facendo un piccolo sondaggio familiare, così casalingo, tante persone dicono noi non ci vogliamo vaccinare. Allora, al di là che tutti dicono che bisogna vaccinarsi perché così finalmente si raggiunge l'immunità di gregge, eccetera, 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 non possiamo continuare a vivere con la mascherina, darci il gomito, aver paura di andare a trovare un parente perché hai paura di infettarlo, trovare la mamma anziana, il papà anziano per questo, eccetera, eccetera. Quindi se fosse una maniera per superare questo grandissimo problema di questo momento, fare il vaccino, ben venga. Io vorrei che facessero veramente una campagna per far vaccinare tutti. Dopo tu puoi essere d'accordo o meno, ma secondo me forse sarebbe l'unico sistema per venirne fuori abbastanza facilmente. Ricordiamo, io ogni volta cito che la spagnola è stata debellata 100 anni fa, sì, però ha messo sul piatto dai 10 ai 50 milioni di persone morte, quindi visto che non stiamo parlando di questi numeri, nonostante che sia una pandemia probabilmente molto simile anche a questione di numeri, sì. Ha infettato tutto il mondo e quindi se il vaccino può essere finalmente una soluzione, ben venga. Poi dopo le perplessità. Ci sono un sacco di voci, insomma, a proposito, qualcuno dice il vaccino non servirà a niente, cioè è solo un business per le cause, per le case farmaceutiche, quindi cioè si crea veramente molta confusione e molti appunto hanno già deciso già adesso che non lo faranno. Adesso è una cosa positiva, è una cosa negativa, non si sa. Ma io prometto che io lo farò. La cosa è certa che quando ci sono queste cose c'è sempre molta confusione, quindi la gente non sa cosa fare e non ha la certezza praticamente della soluzione, che questa possa essere la soluzione giusta o possa essere solamente come ho detto anche prima solamente un business. Un business, ma sicuramente sarà un business, cioè, diceva la Letizzetto in una puntata, se le case farmaceutiche sono quelle che stanno cercando l'antidoto, chi deve guadagnare? Noi che non l'abbiamo cercato. No, è giusto che ma questo è giusto. Comunque si trae qualche conclusione sul fatto che magari sia positiva la cosa, cioè abbia una funzione positiva questo vaccino, oppure no, che lo si faccia solamente per la questione economica. Vabbè, questo è complottismo, sì. che mi dissocio. Spero sia comunque in ogni caso. Lo spero anch'io che non sia l'unica perplessità è che per esempio il vaccino, quello del Pfizer, o quello come si chiama, quella della ditta appunto del Viagra, che dovrà essere stoccato a meno 70-80 gradi. Mi fa
paura a pensare che se un vaccino comincia dall'America, dove viene prodotto, e arriva magari a Taglio di Po, a Portoviro, non so se la catena del freddo riusciranno a mantenerla, conoscendo un pochino le cose. Vabbè, quindi meno 80 gradi, mantenere una cosa che fa un tragitto di 15, 20, 30.000 chilometri, magari superando 5-6 step, quindi partirà un camion dalla produzione all'aeroporto, dall'aeroporto all'altro aeroporto, dall'aeroporto allo stoccaggio, dallo stoccaggio alla farmacia, dalla farmacia noi ci sono vari step, insomma, ce la facciamo a resistere ai 80 gradi. Questo qua probabilmente, ecco, secondo me dovrebbe essere una cosa da controllare e garantire a noi cittadini che questo qua. In ogni caso la buona notizia è che sarà gratuita per tutti noi in tutta la UE, perlomeno e quello del meno 80 gradi costerà più o meno 20 euro, ma già parlano che costerà 29 euro, mentre l'altro costerà 16 euro, quello di Moderna. Vabbè, comunque io il vaccino lo faccio, tu fai quello che vuoi, però fa la catena. Vabbè, detto questo, chi siamo noi? Dai, tra poco per continuare ancora a Made in Polesine. Entrati e siamo pronti naturalmente per continuare Made in Polesine di questa settimana. Adesso parliamo di sanità in Polesine. Come va la sanità allora, in Polesine? Come va? Spero bene, però faccio mie le parole di Enrico Raffaele Naccari, che è il presidente per la salvaguardia dell'ospedale di Adria. Sì. E proprio lo leggo paro paro. Ci hanno garantito che l'ospedale di Adria non perderà neppure un servizio. Il sistema veneto è improntato su una sanità nella quale il privato si erige a faro illuminante. Ma ciò che più gravemente permane o crea problemi alla sanità veneta è il grave principio della parsimonia manageriale, ben distante da quei concetti di equità e universalità che in Veneto rimangono inutilmente espressi. Parla anche del dottor Compostela, che trasforma un ospedale pubblico, il San Luca di Trecenta, in struttura per pazienti Covid, concentra la psichiatria a Rovigo, lasciando sguarnito il territorio come il Delta con più di 70.000 utenti, toglie temporaneamente personale infermieristico alla pediatria di Adria, già maltrattata nell'ultimo piano sociosanitario, con la perdita del primario e di 4 posti letto. Se il reparto, questa qua è poi anche la parte più importante, visto che poco tempo fa si era fatta la battaglia per mantenere la ginecologia e l'ostetricia appunto ad Adria, se il reparto di pediatria rimane aperto in 2 turni dalle 7 alle 20, come vengono trattate le urgenze notturne di piccoli pazienti che si dovessero presentare al pronto soccorso? E poi, e questa è la parte più importante, si riuscirà ad arrivare a un numero di parti tali da concedere ancora una volta la grazia al punto nascite, o invece calerà la scusa del decreto ministeriale 70/2015, che quello appunto dice che se non c'è un tot di utenze si chiude? Ecco, a questi interrogativi vorremmo anche delle risposte. Naturalmente ringraziamo Enrico Raffaele Naccari che fa questi post mirati, circostanziati e precisi, però effettivamente ne avevamo parlato già la settimana scorsa. Chiudere la pediatria anche se temporaneamente è un grosso problema, specialmente per chi abita a Portotolle, che solo per arrivare a Rovigo c'ha quasi 70 km. E quindi effettivamente bisognerebbe rivedere un pochino la nostra sanità e capirne un po' di più. Ma virgola, visto che lo diciamo tutte le volte, ma chi siamo noi? Noi buttiamo lì, tanto non ci ascolta mica. Comunque noi del Basso Polesine, diciamo, siamo sempre penalizzati. Siamo sempre penalizzati sotto questo aspetto, insomma, ecco, e quindi non vorremmo succedesse anche in questa occasione, anche se i presupposti ci sono. Sì, sta già un po' succedendo, diciamo. I presupposti ci sono di essere trascurati. Ricordiamo che la sanità in un paese come il nostro, che ci sono un sacco di anziani, la provincia di Rovigo è una delle province più anziane di tutta l'Italia, e quindi ridurre i posti letto, ridurre i servizi eccetera è una cosa che effettivamente deve essere rivista. Non va bene, non va neanche assolutamente un po' bene. No. Dai, allora ci sentiamo tra pochissimo per l'ultimo argomento di oggi. Cari, l'ultimo argomento di oggi, parliamo, visto il periodo, insomma oramai ci siamo in pieno periodo natalizio, parliamo di questo Natale 2020, Natale 2020. Che dire, prospettive? È un Natale sicuramente anomalo. Abbiamo parlato prima appunto delle restrizioni per quanto riguarda cene, cenoni eccetera, però vedo che i paesi hanno voglia di tornare a una normalità.
stanno allestendo Piazza Vittorio Emanuele a Rovigo, il famoso listone si sta vestendo a festa con la moquette rossa, fra poco metteranno le luminarie straordinarie ancora una volta a Portoviejo, questo ci fa piacere, sia nella piazza di Contarina che nella piazza di Donada. Ricordiamo l'anno scorso migliaia di persone hanno fatto fotografie. Sì, la piazza di Portoviejo, quindi piazza della Repubblica, già è addobbata, l'ho vista io proprio. Sì. Adesso... Ci dispiace che quest'anno, che c'era un progetto di fare il doppio dell'anno scorso della pista di pattinaggio, non so se la faranno, ma mi sembra che abbiano deciso proprio di non di no. farla, però è un peccato mortale. Effettivamente c'era veramente un progetto straordinario, però con questo Covid, però c'è veramente questa voglia di normalità. Taglio di Postessa sta facendo, ha illuminato il paese, abbiamo fatto anche le fotografie eccetera, ma poi sta facendo un'iniziativa interessante con i commercianti. Non posso anticipare niente perché vogliono tenere segreto il tutto, ma io lo so e faccio una fatica tremenda a non dirla. La direi a me da poi. Sì, ma conto che l'abbia saputa. Mi piace quando butto la parola in diretto. Rende bene. Rende bene. Quindi i nostri comuni vogliono tornare alla normalità. Ricordiamo i bellissimi alberi virtuali e virtuosi di Corbola, che sono alberi di legno che ogni anno sono belli, quest'anno saranno ancora una volta illuminati. Portotolle pure, eccetera, eccetera. Quindi tutti i nostri paesi, perlomeno nel Basso Polesine, l'alberone che c'è ad Adria, da Adria Nostra, che è un'associazione importante anche adriese, e quindi i nostri paesi cercano una normalità. Speriamo che sia di buon auspicio, perché effettivamente se cominceranno i vaccini, se la curva l'RT calerà, eccetera, eccetera, ritorniamo veramente a una normalità che ne abbiamo bisogno, sia dal punto di vista morale, culturale, economico e affettivo, perché abbiamo bisogno di ritornare ad abbracciare i nostri anziani. Varie sfaccettature. Bravo. Questa dovrebbe ritornare ad essere una cosa normale, positiva sicuramente. Sì, ci abbiamo voglia, anche perché tra la roba e l'altra quasi un anno che è passato. Quindi, sì, vabbè, abbiamo cominciato a marzo metà febbraio, anche se le prime notizie. Vabbè, dai. Vabbè, detto questo, buon Natale in anticipo. Buon Natale naturalmente da parte nostra, anche se un po' ancora mancano un po' di giorni, però insomma il clima oramai c'è. Ci sentiamo tra pochissimo per i saluti finali. Così proprio nella fase conclusiva di Made in Polesine mancano solamente i saluti finali, proprio siamo in fondo anche di questa puntata. Io volevo ringraziarvi del vostro, come sempre, gentile ascolto. Tutte le settimane ci seguite in parecchi, ce lo dimostrate con i vostri SMS, con i vostri messaggini, con i vostri, anche quando ci troviamo per strada, insomma la cosa ci fa veramente piacere. Grazie veramente di cuore da parte mia e anche naturalmente di Leandro Maggi. Sai cosa direi io? Dimmi. Però sto facendo, giuro che lui non lo sa, però glielo propongo. E perché non facciamo un ultimo dell'anno dalla radio e nel web e facciamo una cosa salutando i nostri amici, collegandoci con... Visto che probabilmente non si potrà uscire. Visto che probabilmente... Ci stai? Ma io ci sto, Ci stai? Allora guarda, lo annunciamo qua da questa puntata, facciamo un Diva Made in Polesine online in diretta. Versione Capodanno. Sappiate che è l'ultimo dell'anno, poi siccome c'è la differenza tra la diretta e la messa in onda sono 30 secondi, festeggeremo l'ultimo proprio la mezzanotte e 30 secondi. A 30 secondi. Quindi, però scusateci, questo non dipende da noi. I tempi tecnici. Sono questi. Quindi se ci state, magari ce lo scrivete sotto, ci mandate un WhatsApp, non diciamo mai poi il numero del... Sì, il nostro numero che è scritto lì, guarda. Eccolo qua. Se lo vedessi, se lo trovassimo. Ma insomma, chiamateci, mettete su. Sembra possibile, non c'è più una cosa. Non c'è. Vabbè, eccolo là. 349 221. Allora 349 2215887, questo è il nostro numero WhatsApp, quello che vi mette naturalmente in contatto diretto con la nostra emittente radioattiva. Ecco, se volete passare l'ultimo dell'anno con noi faremo una diretta 3 ore circa. Magari chiederemo anche ai nostri amici di Radio Colbe se magari vogliono anche loro collegarsi con noi. Naturalmente saremo anche con video su Made in Polesine. Bene, con questo siamo veramente in conclusione, dopo questo scoppone
che non è una parolaccia, eh? No, scuppone, oltre a scuppone. Anche perché siamo ex voto ormai. Dai, ci sentiamo la prossima settimana, come sempre, su Radio Diva, Radio Colbe e Made in Polesine. Da parte mia, Davide Stefanelli e Leandro Maggi. L'augurio di un buon fine settimana. Ci sentiamo prestissimo, fra 7 giorni. Il nostro classico countdown: 3, 2, 1. Chapeau, ciao a tutti. Diva FM presenta Made in Polesine, la rubrica settimanale che racconta le eccellenze del Polesine. In studio Leandro Maggi e Davide Stefanelli.